Il personale che si è presentato al lavoro aveva tutto il Green Pass, qualcuno non era vaccinato ma aveva provveduto al tampone, per cui fa testo il Green Pass, qualunque sia la modalità che hanno scelto per ottenerlo. Quindi soddisfazione, averlo visto, come diceva ieri, che aveva un senso di responsabilità, allora si affidava su questo. Sì, il senso di responsabilità degli educatori è sempre altissimo. Non ha dovuto ricorrere a sostituzioni. Stamattina, per quanto riguarda stamattina, no, vedremo i prossimi giorni. L'anno educativo a Vicenza quindi parte in serenità e senza incertezze. Aperti regolarmente i 10 asili nido comunali che ospiteranno 424 piccoli alunni. Le inquietudini sul possesso del Green Pass dei 67 educatori sono svanite questa mattina. La soddisfazione delle mamme. Oggi si inizia, felici di iniziare, anche perché i bambini si divertono molto e si spera di tenere che venga sempre offerto il servizio. Che rimanga Era aperto. preoccupata? No, preoccupata no. Ma tranquilla, anche se lui piangeva un po', però insomma, poi qui si trova bene, ecco. Sì, Serena, si inizia bene. si inizia bene, assolutamente. La preoccupazione sul Green Pass e queste questioni? No, al momento no, speriamo che vada bene anche l'autunno. Soddisfatto anche il primo cittadino che ha voluto presenziare all'inaugurazione dell'anno scolastico all'asilo nido Piarda. Ma è andata molto bene, i numeri sono numeri importanti, le presenze dei bambini sono aumentate, quindi un supporto alla famiglia da parte di un servizio pubblico della nostra amministrazione comunale e soprattutto andando incontro alle famiglie con una scontistica del 20% sulla tariffa per la presenza dei bambini sia nelle materne che nei nidi, e questo è un segnale che abbiamo voluto ribadire rispetto già al 2020. Uno sforzo dal punto di vista economico fatto proprio per aiutare queste famiglie che magari di cui alcune sono naturalmente in difficoltà.